Venivo dentro col camion e tutto un tratto ho sentito una gran botta e ho visto il patatrack. Tutto qua. Lei la moto non l'aveva proprio vista? Niente, Sì, non si è potuto fare niente. era già morto, insomma. È ancora scosso Simone Bellò, 44 anni, uno dei titolari dell'azienda di distribuzioni bevande di Via Molini a Borso del Grappa al confine con Mussolente. Era lui che stava rientrando in ditta al volante del camion contro cui poco prima delle 10 di oggi si è schiantato in sella alla sua moto Luca Bontorin, 27 anni, di Romano Dezzelino, morto sul colpo dopo essere stato sbalzato sull'asfalto. Arrivava da Borso, diretto verso sud, non si capisce come non sia riuscito a schivare il camion. Una scena terribile davanti agli occhi dei sanitari del SUEM 118 di Crespano, sul posto assieme alla polizia locale, come si vede da queste immagini girate dal nostro telespettatore Paolo Minato. Bellò non riesce a capacitarsi della tragedia, l'ennesima giovane vita stroncata. Il centauro lavorava nell'impresa edile di famiglia, amava alla follia la sua motocicletta. La notizia della sua morte si è diffusa in un lampo e sui social sono piovuti messaggi di cordoglio dagli amici che lo conoscevano bene, mentre non è stato facile contattare i familiari che si trovavano in vacanza. Solo pochi anni fa Luca era stato coinvolto in un altro bruttissimo incidente stradale lungo la Cadorna, quando l'auto in cui viaggiava come passeggero era andata a sbattere contro le rocce. Allora Luca era stato diversi giorni in rianimazione ed era riuscito a uscirne. Non questa mattina, lungo una strada che gli stessi residenti definiscono maledetta e chiedono che la provincia intervenga per metterla in sicurezza. Questa strada è una strada che ha già fatto vari incidenti, più morti. Non c'è modo di capire perché non hanno mai messo un rallentamento, un qualcosa, un segnale comunque sia da controllare. La strada è dritta, invita a correre e vengono giù veramente in modo veloce. E poi succede quello che è successo oggi, che sa che con il cuore spezzato sicuramente per un altro ragazzo giovane. Speriamo che sia un qualcosa in più che serve per mettere un po' di freno a questa situazione. Che cosa bisogna fare? Però nessuno fa niente. Perché non è il primo che capita. Però succede sempre a chi che purtroppo non vorrei mai che succedesse.